E adesso do la parola al dottor Penettolo, direttore generale della ASP numero 3. Buonasera, sono qui alle 23:12, dopo 3 ore di interventi. Mi è stato detto che devo parlare 4-5 minuti, non di più, anche meno, però potete pensare, non si può lamentarsi del fatto che non diamo le risposte, che non do le risposte. Io non sono un politico, sono un tecnico, sono un direttore generale, però in 3-4 minuti non riesco a dare risposta a 3 ore di interventi. Dico allora soltanto pochissime cose e partirei da una riflessione generale. Più volte è stato detto bisogna mettere al centro la salute. Sì, una riflessione generale. Ci hanno mostrato anch'io un articolo del British Medical Journal, no? Che è una rivista importante inglese, dove si parlava della riduzione dei posti letto. Effettivamente la riduzione dei posti letto c'è, è in atto in tutto il mondo occidentale, Francia, Germania, Gran Bretagna, il resto delle regioni d'Italia, Italia, qui da noi. In questi anni si sta assistendo a una riduzione dei posti letto per acuti. Perché? Io credo essenzialmente per due motivi. Primo, perché la medicina ha portato grandi successi. Una serie di condizioni che una volta richiedevano ricoveri prolungati. Io sono stato operato di ernia inguinale 17 anni fa, sono rimasto in ospedale 7 giorni, in pratica mi hanno anche rinviato l'intervento 3 volte, ma comunque era previsto 4-5 giorni di ricovero. Vi ricordate tutti quante operazioni si facevano una volta per lo stomaco, la strectomia, si toglieva lo stomaco per l'ulcera, oggi per l'ulcera c'è la pastiglia e con quello non puoi più fare l'intervento, che è un intervento pesante ed demolitivo, che era quello per l'ulcera. Quindi il primo motivo, gli stessi successi che la medicina stanno portando a questi risultati. E tutta una serie di tecniche più invasive, tutta una serie di interventi che oggi si fanno in laparoscopia con 3 buchi sull'addome invece che tagliare, che ovviamente è molto meno invasivo e quindi poi possibilità. In Toscana in questo momento il 40% degli interventi di colicistectomia laparoscopica, quindi li tolgono la cistifellea per il carico del fegato, vengono fatti in colicistectomia laparoscopica e l'intervento viene fatto in dei saggi. Allora, questo è il primo motivo. Secondo motivo, in realtà sta cambiando il tipo di patologie che si presentano, perché sempre più quelle che ci dobbiamo organizzare per assistere sono le patologie croniche, sono le patologie delle persone anziane. Primo, perché sta aumentando l'età media, e questa è una cosa bella, giusta, importante. Secondo, anche di nuovo per gli stessi successi della medicina, una serie di patologie che una volta non si potevano curare o che portavano a decesso, oggi possono portare a sopravvivenza anche con una qualità di vita buona, ma con delle patologie croniche importanti. E quando uno ha una malattia cronica importante, ce l'ha per 365 giorni all'anno, non solo per 5-10 giorni in cui è ricoverato in ospedale. Allora, quello che era il paradigma dell'assistenza fino a un po' di anni fa era in sostanza le malattie si curano in ospedale, poi si è visto che non funzionava così e una ventina di anni fa si è detto le malattie gravi si curano in ospedale. Oggi di malattie gravi, anche per i successi stessi della medicina, per l'aumento dell'età anziana, c'è sempre di più e il paradigma adesso diventa, la regola generale diventa, si curano in ospedale le malattie che hanno bisogno dell'ospedale per migliorare. Le altre dobbiamo organizzarci per curarle diversamente. Un po' grazie alla possibilità di avere
terapie che una volta non c'erano, tecnologie che una volta non c'erano. Un po' grazie anche a una diversa organizzazione, perché se una volta per qualsiasi cosa si andava in ospedale e oggi no, vuol dire che anche fuori dall'ospedale dobbiamo riuscire a organizzare un'assistenza che non sia più fatta dal medico da solo, perché uno da solo non potrà mai garantire l'H24 evidentemente, ma non solo, c'è bisogno di, come è stato detto anche da diversi dei sanitari che sono intervenuti, di mettere insieme diverse professionalità e diverse competenze, quella dell'infermiere, quella del fisioterapista, anche quella dei servizi sociali, anche quella degli specialisti che sempre più devono uscire dall'ospedale. E da qui quindi la necessità di organizzare un'assistenza sul territorio che sia diversa da quella a cui eravamo abituati, che ha funzionato anche per molti anni, ma le condizioni di salute delle persone oggi sono cambiate. Due cose per far veloci, poi ci sono altre domande, allora salto tutto, vado direttamente su Gemona. Alcuni di voi penso che abbiano sentito altre presentazioni, ho fatto diverse presentazioni ad inizio estate sul progetto Idee per il Presidio ospedaliero per la salute di Gemona. Io sono arrivato a inizio anno, sono qui dal 1° gennaio e ho trovato una realtà che è fatta grosso modo di una 60ina di posti letto, 44 di medicina, 6 di post-acuzie, 7-10 di chirurgia, 4 letti di 7 di chirurgia e 4 di area di emergenza. Che cosa prevede il progetto al quale ho lavorato, insieme ovviamente con medici, infermieri e personale dell'azienda? Quello che è previsto è non la chiusura, non la trasformazione in un poliambulatorio. Diciamo due numeri: posti letto, dipendenti. Allora, oggi a Gemona lavorano circa 190 persone. Quante persone lavoreranno in futuro nello stesso luogo? Oggi lavorano 190 persone. In futuro, secondo questo programma, continueranno a lavorare 190 persone. Posti letto. Oggi, oltre ai posti letto d'ospedale, ci sono anche 25 posti letto di RSA, in tutto oggi 75. Il progetto su cui stiamo lavorando, che stiamo implementando, prevede 80 posti letto di struttura intermedia polifunzionale. E adesso qua, se poi c'è tempo, ci sono domande, possiamo spiegare meglio cos'è una struttura intermedia polifunzionale, ma comunque il numero dei letti penso possa dare una risposta. Il punto primo intervento: secondo la riforma sono possibili diverse tipologie di punto primo intervento, come è stato anche ricordato. La programmazione della nostra azienda prevede che su Gemona ci sia un punto primo intervento H24 con la presenza fissa di un medico che sia un medico specialista nella gestione dell'emergenza. Ambulanze, piano dell'emergenza, che è una cosa diversa dal funzionamento dell'ospedale, perché una delle cose che finalmente vengono definite è il fatto che il piano dell'emergenza, la rete delle ambulanze, delle automedicalizzate, è fatto, qualcuno parla anche sui siti internet, trovate la rete dell'emergenza 2.0, adesso non ricordo questa cosa. La rete dell'emergenza è fatta per cercare di dare risposta nel minor tempo possibile, non in 10 minuti, perché dopo 3-5 minuti dall'arresto cardiaco si va incontro a morte cerebrale, non dopo 10 minuti. 10 minuti è quando sei in sala operatoria, in ipotermia, in contatto.
tutte altre condizioni. Quindi se c'è un arresto cardiaco, l'unica possibilità è quella eventualmente di avere un defibrillatore a portata di mano, di saperlo utilizzare. Non c'è nessuna possibilità che un'ambulanza arrivi, anche perché l'ambulanza ci mette comunque pochissimo, ma 2 o 3 minuti per partire. Quindi le ambulanze servono per le patologie tempo dipendenti, come è stato giustamente detto. Le principali patologie tempo dipendenti sono i traumi, per le quali c'è la Golden Hour, che è una definizione che è stata inventata per i traumi, un po' di traumi in particolare. Dopo ci sono i tempi di intervento per l'ictus, che oggi come oggi devono portare il paziente in ospedale, non in ospedale, devono portare il paziente alla possibilità dell'intervento in 4 ore e mezza, e poi ci sono i tempi per l'infarto. Allora, la rete dell'emergenza 2.0, ma non solo da noi, dappertutto, la rete dell'emergenza deve essere organizzata per essere costruita in funzione dei bisogni delle persone e non degli ospedali. Le ambulanze sono nate come uno dei servizi dell'ospedale per portare i malati in quell'ospedale. L'attuale organizzazione, l'attuale conoscenze attuali dicono che la rete dell'emergenza deve essere fatta per arrivare il più rapidamente possibile a portare il soccorso alle persone e portare quelle persone nell'ospedale più giusto. Per esempio, per quanto riguarda l'infarto, è già stato ampiamente dimostrato un po' in tutto il mondo che la cosa giusta da fare è arrivare tempestivamente e poi prendere il malato e portarlo nell'ospedale dove c'è l'emodinamica. E le emodinamiche devono essere collocate nei posti dove si fanno almeno 500 procedure all'anno. Perché questa è un'altra delle cose importanti. La medicina ha conseguito quei successi di cui abbiamo parlato prima perché la medicina è ormai super specialistica. C'è uno slogan che ricorda dove si lavora sull'organizzazione ed è questo: gli esiti sono correlati ai volumi. Ci sono montagne di pubblicazioni che dicono che se a curarti l'infarto è uno che ne cura più di 500 all'anno, hai più probabilità di sopravvivere che non sa curare l'infarto è uno che ne cura 100 all'anno. Allora ovviamente sì, ma e questo vale per i cancri dell'esofago, i cancri del colon, gli interventi per tutte le patologie che sono state studiate, che hanno una complessità, c'è questa evidenza. Allora la rete dell'emergenza deve essere costruita per cercare di raggiungere questi obiettivi. 2 parole soltanto, al di là di tutti i numeri, gli indicatori, sulla situazione nostra. Conosco ovviamente bene la nostra realtà, non quella degli altri. Allora, in azienda 3, di notte si passa da oggi 6 ambulanze, o fino a 1 aprile del 2014 7 ambulanze, a 6 ambulanze più una automedica di notte nel territorio dell'azienda 3. Di giorno si passa da 8 ambulanze che ci sono oggi a 11 ambulanze più l'automedica e vengono coperti i territori collocando l'ambulanza a Ovaro, Paluzza, Chiusoforte, che oggi sono, come è stato visto prima, più distanti. Io mi fanno qui, credo che ovviamente nessuno si sogna che l'automedica di Tolmezzo vada a Codroico sarà coperta da altre automediche. Vi porto un altro lato, se volete